Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questa seconda edizione live del nostro audio video giornale con gli aggiornamenti delle notizie dal Friuli Venezia Giulia. Partiamo da Gorizia in apertura per dire che un infortunio domestico si è verificato nel capoluogo isontino. Una bimba di 13 mesi si trova ricoverata al centro Grandi Ustionati di Padova. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si sarebbe avvicinata ai fornelli e si sarebbe rovesciata la pentola con l'acqua bollente. Soccorsa dai sanitari giunti in ambulanza dal locale ospedale, vista la gravità è stata successivamente trasferita al nosocomio Patavino a bordo dell'eliambulanza. Le sue condizioni di salute sono critiche. Andiamo ad Aprilia Marittima. Un infarto fulminante non ha lasciato scampo a un friulano in vacanza di 61 anni, PM le sue iniziali, che si trovava appunto ad Aprilia Marittima. Il corpo senza vita è stato scoperto questa mattina all'interno dell'appartamento. Sono stati i vicini di casa ad allertare i soccorsi. Da alcuni giorni l'uomo non si vedeva in giro. Sul posto anche i carabinieri del Norm di Latisana per i rilievi di legge. È stato scarcerato dalla casa circondariale di Udine, ma posto ai domiciliari presso l'abitazione dei propri genitori, il 31enne straniero che sabato scorso a Fiume Veneto aveva picchiato la sua ex convivente, straniera pure lei, minacciando con una mazza da baseball chi voleva intervenire in soccorso della vittima. Sanzionato con una multa di 442 euro, il pirata della strada che sabato scorso ha investito una cucciolata di gattini ad Azzano Decimo. Un micetto è deceduto nell'impatto. Alcune persone che hanno assistito alla scena sono riuscite ad annotare il numero di targa e il modello dell'auto. Per sua sfortuna, le telecamere di videosorveglianza della zona hanno immortalato il tutto. La polizia locale di Azzano Decimo lo ha rintracciato sanzionandolo amministrativamente. Ed ora chiudiamo con una notizia di servizio. Manutenzione all'elettrodotto aereo Planais Udine Ovest. Sarà chiuso il tratto dell'autostrada A4 in entrambe le direzioni tra San Giorgio di Nogaro e Latisana dalle 23 di oggi fino alle 4 di domani mattina, martedì 24 agosto. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione live del pomeriggio. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona serata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.